Due giovani vite spezzate in poche ore, la stessa età, lo stesso tragico destino. Due ragazzi di 23 anni che stavano rientrando a casa ma che non rivedranno mai più i loro cari. Il primo incidente alle 23 lungo la strada regionale castellana tra Castelfranco Veneto e Resana. A perdere la vita Jacopo Dallan, residente a Resana e dipendente di un'azienda locale. Il giovane era quasi arrivato a casa quando ha perso il controllo della sua potente Ford Mustang, centrando in pieno l'unico platano presente lungo la strada. È andato contro il platano e si è incendiata la macchina e lui è sbalzato fuori. Un mazzo di fiori portato da amici e parenti è stato legato attorno al solido tronco che lì la notte invece ha aperto in due l'auto di Jacopo. Il violento impatto è stato come un boato che ha fatto tremare i vetri delle case, pezzi dell'auto sono finiti a centinaia di metri, le fiamme hanno fatto il resto. Abbiamo provato noi con l'estintore, però no, niente. Niente, assolutamente. L'intera comunità di Resana si stringe attorno ai genitori e alla sorella di 25 anni di Jacopo. Lo stesso sindaco per primo si dice sconvolto per quanto accaduto. Quando succedono questi fatti mi sento veramente impotente di fronte al fatto che una vita così giovane ci lascia. Ma la notte è ancora lunga. Poche ore dopo, all'1:20, nel tratto autostradale tra Verona Est e Soavi, in direzione Vicenza, un altro ragazzo di 23 anni perde la vita, Dino Finetto, di Cornedo Vicentino. Il giovane stava rientrando a casa quando, secondo la ricostruzione della polstrada, a bordo della sua Volkswagen Golf, ha tamponato violentemente un carro attrezzi del soccorso che procedeva nella sua stessa direzione. L'urto violento hanno causato gravi ferite al giovane che non gli hanno lasciato scampo, sul posto anche gli operatori del SUEM che purtroppo non hanno potuto fare nulla per il ragazzo.